mi spiace dirlo, ma sapete che siamo in procedura di infrazione, quindi voglio dire, siamo in ritardo rispetto a quello che avremmo dovuto fare in passato. Come amministratore quindi mi sento la responsabilità di dire che siamo in ritardo, per cui dobbiamo andare avanti. Noi dobbiamo garantire la depurazione delle acque per tutti i cittadini, sia per i cittadini che per i turisti, quindi su questo assolutamente, secondo me non si può discutere. Possiamo discutere su tante altre cose, ma su questo no. Noi ci siamo impegnati come città metropolitana, il progetto è stato fatto e anche a fare un veloce iter burocratico di approvazione. Sapete che ci sarà da fare la via, ci saranno da fare tante cose, però noi faremo tutto il possibile come città metropolitana per accelerare i tempi. Ci sono poi altre attività attorno al manufatto, da uffici ad aree gioco, ad aree verdi eccetera, e questo è un buon discorso di compensazione per quello che riguarda la struttura della città e dei dintorni della città di Sestri Levante. Quindi io sono convinto che sia un bel lavoro, il lavoro sta andando avanti e oggi noi annunciamo la fine della progettazione, cioè abbiamo in mano un progetto che andrà attraverso gli iter burocratici di Regione e Città Metropolitana che ci impegniamo noi a fare in modo che siano estremamente veloci. Abbiamo impianti ovunque oramai, non siamo a posto, ci faremo quello di Nuova Chiavari ovviamente, e abbiamo alcuni impianti che vanno risistemati, tipo Santa Margherita, tipo Cogoleto eccetera, però voglio dire stiamo lavorando e quindi andremo avanti.